A Napoli ha aperto il Cinema Art. No, no hard, art. Il cinema hard è chi lo fanno i film così freddi e cose sezzuso, no, questo è art con la T. Voi mo sicuramente starete pensando, c'è ma noi che ce ne fotte. A Napoli stanno tanto a cinema, ma un di più, un di meno, che trimmavere. E infatti, se mi facete parlare, vi spiego perché vi sto dicendo questo fatto. Sto cinema che tiene in particolare, tiene fatto che al posto dei classici seggi ci stanno i liet. Che è una cosa che ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Come lato positivo ci sta sicuramente il fatto che quando un film non ti piace, ti metti a panza sotto e ti addormi direttamente. Nato grande lato positivo è che finalmente nessuno più ti mette che le ginocchia a retirina, che io personalmente tengo una short quando vado a cucina mi chiappo tutto quanti sti bacchettoni lungo lungo che tengono si coscia alla papà gamba lunga, che quando si mettono a rete a me, ma come se mi avessero due spade a retirina, che pare che sono pare che non so, pare che sono un po' scoglio, posso stare un po' cinema, e proprio pare che fanno a po', pare che dicono un ballo, i bacchettoni a mettete la rete a cerrone. Però ci stanno pure i lati negativi. O primo, che è proprio più pericoloso, è che non si ama maronna ti scappano pirati sotto coperta, guagliù. E là purtroppo la guagliuna tu muore, e quindi poi là omicidio colposo, preterintenzionale, carcere, galera, pena di morte, tutto quello che sarà, e là vado a s'accorto, là ad avere come da fa, quindi un pacchetto di popcorn, patatine, robe varie, perché poi Coca-Cola soprattutto, che proprio mi stimolano proprio il pirata, e voglio, finché il pirata sotto coperto facile a casa vostra, state solo voi, può durare pure, perché tanto è una cosa che facciamo tutto quanto, che la cosa di quell'aroma, no? Che è inutile che facciamo scema, tanto è una cosa che non si dice ma lo facciamo tutti, però se sei un coccronato o pirata sotto coperto può essere letale, quindi su fatto dei lietti in due cinema che i popcorn e i panini e Coca-Cola, sua fuoriuscita improvvisa di gas potesse creare non poche vittime. Nato lato negativo sarà sicuramente il fatto che quando qualcuno piglia e bagno in bagno e poi torna, secondo me in scuro è cazzo pure che trasendo liette coccrunate e quindi là possono nascere litigi, equivoci, mazzate e cose varie. Comunque tutto sommato mi pare una bella iniziativa e mi fa molto piacere che a Napoli la stanno facendo questa cosa e spero anche che altri adottino questa metodologia. Soprattutto i posti italiani, perché quando vai a pagare una bolletta ci sono 3 ore e non sarebbe male si mettono coccolettine che uno perlomeno si sciattano poca coppa e si fa che gli pare loro i suoni, a così quando turno su e uscitano e va a pagare la bolletta. Non sarebbe male, pure per i picchiarelli che già fanno a sta all'ert, non sarebbe una mala idea, quindi lancio questa proposta alle poste italiane. Nata che potesse adottare questa iniziativa è la pizzeria Sorbillo, perché quando vai a mangiare la pizza di Sorbillo, perlomeno ti avviare un prima, perché poi là forse è una fila che pare tipo la maratona di New York, e quindi se Sorbillo mettessi lì là fuori, secondo me pure non fosse una mala pensata, uno si abboccano poco, si abbocca una mezza giornata, cosa, il tempo che aspetta per si assettare, per si mangiare una pizza. Quindi Sorbi, se stai vedendo questo video, piglia sempre lo cinema e metti il lottino là fuori, a così, mentre aspettiamo la pizza, ci abbocchiamo e ci facciamo una mezza rormutella e stiamo pure più ispirati, a roba, stiamo più freschi e tu e se facciamo mangiare la pizza intanto te. Sì, mi date una mano pure voi, voglio un bel hashtag Sorbi, mentre aspetto voglio liet, così a cazzo che chi si convince e metti liet là fuori. Vabbè, questo è quanto, voglio, state buone e buona serata, ciao!